La pesca e l'acquacoltura in Veneto, aspetti strutturali e socio-economici, quindi salviamo la pesca in Veneto. Dopo la manifestazione dei pescatori veneti del 12 giugno a Venezia, che chiedevano a gran voce regole e burocrazie meno opprimenti da parte dell'Unione Europea, CIA, Associazione Italiana Agricoltori, ha organizzato il 18 giugno a Chioggia un convegno dal titolo La pesca e l'acquacoltura in Veneto, un'occasione anche per presentare Pescagri Veneto, l'associazione pescatori italiani voluta da CIA per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di pesca e acquacoltura in Italia. Devo dire che il sistema e la valenza riguarda anche quella che è tutta una sfida futura che ci sarà e quindi che ci lega un'alleanza anche che faremo proprio con CIA Agricoltori sulla visione futura che si avrà un po' del mondo intero, quindi la sostenibilità, la biodiversità, la transizione ecologica, la multifunzionalità e quindi un settore che secondo noi va sicuramente rappresentato e quindi l'impegno che abbiamo sentito di mettere in piedi un'associazione che andasse ad incrociare e a mettere al centro il pescatore e tutto il mondo che gravita attorno. Contribuire ad accrescere il tasso di industrializzazione delle attività e indirizzare la produzione agroittica verso destinazioni coerenti con il reale fabbisogno alimentare nazionale e con le esigenze legate all'export sono alcuni degli scopi di Pescagri, che punta anche a costruire una politica agroittica capace di coniugare ruralità locale e tradizione marinaresca. Siamo presenti in tutti i tavoli istituzionali regionali e anche in quello nazionale del Ministero. Abbiamo un bel gruppo anche a Bruxelles proprio per seguire, per dare risposta agli operatori del settore. Purtroppo le voci delle misure che verranno avanti sono delle misure abbastanza restrittive che penalizzano da una parte il settore della pesca e dell'acquacoltura. Speriamo che ci sia anche lì ascolto e non penalizzando un settore che a volte sta già soffrendo e sta già dando molto. Stando agli ultimi dati forniti da Veneto Agricoltura, sono 1463 le imprese ittiche attive in regione nel settore della pesca e 1629 nel comparto dell'acquacoltura, per un fatturato complessivo annuo di 100 milioni di euro. Numeri che spiegano quanto sia strategica questa filiera ed è impensabile da parte dei professionisti che, oltre alla difficoltà economiche dovute alla pandemia, si aggiungano quelle legate alla drastica riduzione delle attività di pesca imposte dalle normative nazionali ed europee, favorendo così le multinazionali, paesi extra UE pronti a sfruttare le risorse marine senza limiti, oltre ad essere una minaccia per la sopravvivenza di migliaia di famiglie, comprese quelle dei settori gastronomico e turistico. L'Italia è una penisola, ha un mare pescoso, ha molti imprenditori che investono nelle barche, nella tecnologia e quindi va sostenuta la nuova tecnologia, la capacità di essere più resilienti, di essere più moderni, allo stesso modo con cui si sostengono gli altri settori. Pescagri vuole appoggiare, vuole contribuire assieme agli altri rappresentanti della pesca a sostenere questo settore. Io penso che il pescatore e la pesca siano i primi alleati di una sostenibilità ambientale, perché sono i primi cointeressati ad un mare pescoso, ad un equilibrio tra quello che è l'attività umana e quello che è il lavoro e la possibilità di sviluppo di questa economia. Per noi rappresenta un settore strategico e quindi sosteniamo le istanze dei pescatori con tutte le politiche regionali al riguardo, ma anche in sede politica.